Io mi sono portato avanti con il lavoro, così poi... Totino, scusami, ma non mi hai aspettato, ma hai iniziato Perché? senza di me. Ho iniziato, non è ancora, Ma dobbiamo siamo già cominciare. in onda, siamo in rec, non lo vedi? Guarda, vedi che è Registro, siamo in accesa la onda. luce. Sì, ti ho fatto uno scherzo. Ma guarda sti registri. Ma che spiritoso Ma che questo spiritoso. registra. Comunque, ormai ho cominciato. Registra. Intanto saluto perché non l'avevo fatto. Te camera. non c'è bisogno, te camera, puoi andare in anche te, scioltezza. camera. Poi saluto la camera dell'artrosi Vabbè, cervicali. ragazzi. E chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Ciao zio. Sempre più in forma. Allora, oggi che ho hai fatto? deciso di attraversare la Manica. Che come, scusa, in che senso? Dall'Inghilterra alla Francia. E Lo che sai che fai? c'è la Manica? E che fai? E si può partire solo in inverno con la nave, perché in estate c'è mezza manica e non ci arrivi. Vabbè, allora, sto preparando una specie di zuppa di carne, uno spezzatino di carne che si chiama Shepherd. Shepherd. Ed è inglese. Ah, bene. Inglese, E molto cos'è? particolare, di lunga cottura. Una specie di spezzatino? Sì, però è fatto con i pezzi grossi, un bel mazzetto di aromi. Mamma Ci andrebbe mia. la salsa Worcestershire, ma io non ce l'ho messo perché a me lo sapore non mi piace. Vabbè, Non ce l'avevamo, ragazzi, capito? per questo. Cioè, no, perché non gli piace il sapore. Vuole A darsi questo un tono. punto, a questo punto, A questo punto? mi dai la pinza, la pinza. Certo, a te. Togliamo il mazzetto di aromi. Cosa abbiamo fatto qui? Carote, cipolla, scalogno, cipollotto, sedano e un bel mazzetto di aromi. Di aromi. Prezzemolo, alloro, timo e rosmarino. Bene. Stiamo andando e questo lo possiamo eliminare. E questo lo possiamo eliminare al momento. E lo eliminiamo. E quindi cosa A devi questo fare? punto Vuoi un andiamo ad piattino? aggiungere No. questo qui, lo sai cos'è questo? È il pomodoro? Ma pomodoro come? È un pomodoro fresco. Fresco. Passato al setaccio per come si passa il pomodoro. Setacciato. Per cui possiamo dire che è un bel pelato naturale. Così. E senza capelli, giusto? Esatto, perché è pelato. E facciamo così. E lui nel frattempo Bene. Ci si va. cucina. ci va in cottura. Cosa ci serve in questo momento? Non lo so. Ci serve un pizzichino di sale. Eccolo qua. Poi. E gli inglesi conoscono molto poco Molto poco. l'olio, per cui loro cosa mettono? Cosa mettono? Il burro? Burro. Sì, davvero? Lo Gli usano inglesi poco? burro. Gli inglesi burro. E mettiamo il burro. E mettiamo il burro. Se dobbiamo vabbè. rispettare la ricetta inglese, mettiamo questo burro. Mettiamo questo E dobbiamo burro. aspettare finché la salsa si cucinerà Col burro. e si ritirerà. Va bene? Mettiamo un coperchio? Sì, poi vediamo qual è la misura giusta. Secondo te qual è la No, misura ragazzi, giusta? lo so già. Lo so già. Esatto. Adesso, mentre lui si cucina, Sì? noi andiamo a preparare che cosa? Il dolce. Il dolce. Mamma mia. Perché dall'Inghilterra ci trasferiamo alla Francia, In Francia? e prepariamo la tarte tropicien. I Sarebbe francesi la torta di Saint-Tropez. sono bravi con i dolci, Sì, è un vero? impasto un po' brioche, così, un po' buono. Oh, scusa. E allora, E andiamo, allora, così. andiamo con Prendiamo la l'impasto. Prendiamo la farina. farina. Prendiamo uno cucciaio. Sì. Le dosi le troverete. Le dosi sempre alla fine, le trovate alla fine della puntata. E 3. No, ancora. E 4. Diciamo metteremo un 300 grammi. Tu vai a occhio per il momento, Sì, no? sì, perché le dosi già le so. E abbiamo messo quasi, perché considera che un cucchiaio ha un suo peso, e così abbiamo messo quasi 300 grammi. Quasi 300 grammi di farina. Di farina. Quello quanto sta così a cuocere? Quello deve stare... Già io gli avevo dato una precottura perché non sapevo dello scherzo. Registro. Non sapevo dello scherzo. Però dall'inizio ad ora un'oretta e mezza se la deve un'oretta. bere. Abbiamo messo questo, poi aggiungiamo dello zucchero. Dello zucchero. Così. Sì. Aggiungiamo del sale. Sì. Poi troverete le dosi. Ecco. Il lievito. Eccolo qua. E stavolta andiamo giù di latte. Ecco. Così. Anche quello. Facciamo Poi- dare un giro. Con la giusta misura. Eccolo qua. Esatto. Ok, 1, 2.
e gli facciamo dare un bel giro. E diamo una prima impastatina. E nel momento andiamo ad aggiungere Piano piano il latte. aggiungiamo il latte, quindi poi tutta alla fine c'è il dosaggio del latte, del lievito, della farina, lo zucchero, tutto, giusto? Certo. Eh, Mi dai un uovo? lo rompo? Qua dentro però. O lo puoi comprare là e lo metti qua, come vuoi tu. Non si fa male. Ecco, E abbiamo fatto questo e ce impasto l'abbiamo. della tarte tropicien. Cos'è? Dicevi è un impasto simile a che cosa? Questo è un impasto di alla brioche. No, Tutto brioche. sommato è una brioche ripiena. La brioche cagranita? Più o meno. Più o sì, meno? Più o meno, vabbè. Più o meno sì. E andiamo E avanti. andiamo avanti. Chiaramente una volta che l'impasto è fatto lo lavoriamo un poco a mano, Sì. ma Ma lo sapete? deve Riposare. E come riposa l'impasto? Basta mettere la luce bassa, non fate insomma chiasso, se E avete cantare bambini così. piccoli li chiudete in una stanza. Nanna, ninna, oh, i belli impasto s'addormentò. Ti è piaciuto? Bravo. Ecco, vedi come lo sta algamanando tutto il Amalgamando. momento? Perché non mi viene sta parola? Amalgamando. Algalamando. Algalamando. Ama? A me ama? Dici lo so ama? che- Ama? Le? Ama? Amalgamando. Ama nascere. Ragazzi, non ce la fa. Ecco il l'ho fatto. Per cui lo andremo a mettere in un contenitore. In un contenitore e lo facciamo Vedi che riposare. impasto morbido, molto Quanto molto tempo morbido. deve riposare, abbiamo detto? Deve lievitare almeno, ragazzi, diamogli una para di orette perché Un paio ci di vuole. orette, 2 orette. Una para e di 2 orette. di solito. Una para di orette, prendiamo eine Bullen, Sì. questa, farinas, Un po' di farina, che andremo a mettere qui così. così. Poi mettiamo la farina qui Ah, e andiamo certo. a raccogliere questo meraviglioso. È vero, la consistenza così tipo molto soffice, vero? Sì, vedi che bella, Sì. molto soffice, gli diamo una tiratina, lo mettiamo qui. E questo è tipico francese, dicevi? Sì. E lo andiamo E a lo andiamo mettere a fare coperto. riposare, coperto. Sì. Sì, ma- la magia della cucina. Ragazzi, lo sapete, l'abbiamo già Che fatto. cosa ci fa vedere la L'ho già magia fatto della in precedenza, cucina? ragazzi. Cosa? L'ho preparato stamattina, sono venuta Cosa? presto. Cosa? L'impasto. L'hai preparato tu? L'ho preparato stamattina. Ah sì? Bene, prendi l'impasto che ho preparato stamattina. Sì, per carità, si è detto così. No? E questo per caso? È questo. Vedete Avevi com'è messo pure la pellicola? compatto, vedete com'è Esatto. chiuso. A questo punto prendiamo il contenitore dove andiamo a fare il dolce. Guarda com'è morbida. Certo. E c'è anche le bolle, guarda, c'è una bolla Certo, qua. certo. Perché per Pazzesco. l'accompagnamento ci vuole la bolla. La bolla d'accompagnamento. Ah, l'ho capita dopo, vabbè ragazzi. Ci Cercando di capire la portiamo questo di burro e andiamo a mettere... Sbreganare. Sì, ma si è sbreganato pure Si è lui. sbreganato, si è aperta, perché questa è quella con la cerniera. Sì, Che se non la chiudi bene si apre. Vabbè, ma non ha importanza, la puoi chiudere dopo. sì, o no? no, ora Giusto? facciamo così, guarda. 1, 2 È piccolina piccolina. e swaganize. E swaganize. Farina, Farina. così, mettiamo un cucchiaio. Vai. Giriamo così. Andiamo. Andiamo, dove andiamo? Andiamo a conquistare. Bene, benissimo ragazzi, ci siamo. Pronti? L'abbiamo ben bardata Sì. e andiamo aspetta, così. Ecco, Andiamo a prendere il nostro impasto. certo. Così, e lo andiamo ad adagiare. Tutto quanto così, tutto Così. intero? Sì, perché Ah. ci piace che ci viene un po' qua. E poi ti fa che ti crei. Ah, vedi com'è? Guarda, andiamo a come mettere. una brioche. Lo andiamo a mettere Lo andiamo a mettere in forno. No, deve lievitare ancora dopo e la mettiamo a farla A farlo lievitare un in altro posto. po'? Quanto Bravo. altro tempo? Sempre dopo che si maneggia un impasto, va sempre fatto lievitare. Un'altra mezz'oretta lo Sempre facciamo. fatto lievitare un'altra E mezz'oretta. Nel andiamo a frattempo, controllare questo, guarda guarda come è che cos'è diventato quel diventato. brodo, guarda come si Vedi? vede. Adesso Adesso? non finisce qua. Non finisce. La carne sentiamo che No. è bella cotta.
alziamo la temperatura Sì, e prendiamo sì. cotesto qua, così. Ah, quindi finisci la cottura, lo so come, Brava. lo so come, ragazzi, lo so. Ci prepariamo ciò che ci occorre perché queste patate non sono qui per caso. Capito? E che fai con le Ora patate? vi faccio vedere, le affettiamo in cotesto modo. Facciamo queste fettinine. Cercando di non farle rompere. No, Cioè, la cosa che ti potrei dire, non rompere le patate. no, io non le rompo le patate, guarda. Poi tu le mangi le patate, lo sapevo. Lo sapevo. Buone. Buona, grazie. Eccole. E voilà. E voilà. Adesso facciamo così. Prima di continuare, Sì. ci facciamo un consiglio per i consigli. Dai, facciamo un consiglio per i consigli. Consigli per i consigli, non tardate ad arrivare che stiamo per non arrivare. cambiate canale, aspettateci. E voi Ecco, cosa facciamo con questo? cara e che ne Presidente? so, non lo so. Lo Lo prendiamo. metti lì? Dopo che è bello insaporito, così. Ci andrebbe quella salsa Worcestershire. Ma non A ce me l'abbiamo. Non piace, che non piace. Non ci piace, ragazzi. Non ci piace. No, noi siamo per le cose più... Più italiano. Cioè, Italiane. facciamo un piatto inglese, però Ma senza noi esagerare. italianizziamo. Non entriamo troppo nel merito. Ok, abbiamo fatto questo e cominciamo a fare questo lavoro. Ah, le metti su le patate? Così gli fai un soffitto di patate. Un soffitto di quando sei qui con me. Questa stanza non ha più Un cielo di patate, bello, bellissimo. C'era un film di cowboy così. Ecco, che diceva? Per stelle un cielo di tette. No, è per tetto un cielo di stelle, scusami. Ho fatto l'inversione, per stelle un cielo di tette. Loro questo non glielo mettono. Ma noi glielo mettiamo, Ma noi ce perché ne siamo freghiamo italiani. e glielo mettiamo. E lo valorizziamo il E lo prodotto, valorizziamo, giusto? Sì. Mm. Così. Così. Purtroppo Che devi fare purtroppo? loro si arrabbiano. Però? Ma noi ce lo mettiamo un po' di olio. Ah, sì, loro si arrabbiano. Senza così. ma anche voi amici. E lo andiamo a mettere in forno. E lo mettiamo in forno. Andiamo in forno. Quanto deve stare in forno? Eh? Quanto deve stare in forno? E deve stare in forno almeno una ventina di Una minuti. ventina di minuti. Perché deve fare la crosticina delle patate, anche perché poi il prodotto è cotto. Il per prodotto cui è cotto, certo, deve a solo questo punto assemblarsi il tutto. prendiamo Allora, la tarte. questa è quella Prendiamo lievitata? questo, sì, si è Adesso? lievitato un po'. Vabbè, sarebbe dovuta lievitare di più, ma purtroppo. Però, Togliamo pure una passata così e poi andiamo a brillantare. una bella brillantata. Un luogo. Bella. Però, Però, ora, anche se il dolce è di Saint-Tropez ed è francese, dimmi, e parla loro con me. ci mettono la granella di zucchero, Eh, perché non hanno la mandorla, perché non c'hanno la E mano, noi ma ci questa cosa è mettiamo- diavola? la bella mandorla. Eh. No? Che ti piace così? È la stessa cosa, è un'altra cosa, no? E va. E lo andiamo in forno. E lo andiamo a infornare. Anche questo di qua. Bene. Dentro al forno. E alla via così. E alla via così. E l'abbiamo infornato. Ottimo. Ora, Ora. diamo una pulita, Sì. perché passato il tempo in cucina, Sì. siamo quasi pronti Ma- per bardare la nostra tarte. La bardiamo, Lo metti dentro? però lo lasciamo, sì. Dai, veramente. Togliamo questo, tolgo le E mandorle, se torniamo no tra poco per finiscono. farcire il nostro dolce Esatto. e assaggiare il Il nostro tempo di secondo. una passata così, puliamo. Puliamo. Desiree, siamo tornati, non resta altro che dire, vi salutiamo, la puntata è finita la puntata. Totino, ancora manca l'assaggio, la preparazione. Ah, ti sei spaventato. Era uno scherzo, il Che registro, scherzo è? era uno... A lui me l'ha fatto lo Ma scherzo che che non mi ha detto scherzo che era è? un Ma puoi registrato. dire così? Ma che fanno? Non lo Registro, sanno come la... era uno scherzo. Ma non lo sanno com'è la puntata, Registro, ragazzi, Era, dai. registro, era uno scherzo. Fallo un altro, fai un altro Perché colosceo, lei, fai un altro. registro, era uno scherzo. Guarda, dammi una mano, guarda.
Registro, era uno scherzo. Va bene, posso vado andare. a prendere che sa fare. Vado a prendere. Sto uscendo la tarta. Vai a uscire la tarte, dai. Vai La a uscire tarte. sta brioche, vediamo com'è. Sono esausta oggi, ragazzi. Guardate, Guarda. va. Te la immaginavi? Mamma mia, ragazzi, bella, molto bella. Molto bruciosa. Mi dai uno spalocchio? Ecco, ecco, pronti? Via questo. Desire, La mandorla è il suo perché. mi dai un piatto per favore? Ma certo, caro. Subito. Cara. Cosa No, ho questo è troppo davanti? piccolo. No, un piatto. Questo. Scusa, Desiree, vuoi fare vedere alla gente? Piggi con un dito. Volete vedere, per favore, piggio Piggi con un dito? La morbidezza, volete vedere? Eh? Che Vabbè, sembra un cuscino? Basta così, basta così, già basta. Adesso cosa facciamo? Non lo so. Andiamo a fare un taglio di netto. Perché l'avete visto cosa c'è lì? C'è la crema pasticcera, ve l'abbiamo spiegata tante volte come si fa la crema Ma pasticcera. metteremo gli ingredienti, però ormai la gente è diventata bravissima. Senti, anziché farmi vedere il piatto, puoi girare la cucina, così lo taglio. Che devo fare? Gira il piatto. Oh, gira la cucina. Ma la morbiditudine, È pazzesco, ragazzi, eh? la È morbiditudine pazzesco la morbiditudine. di questa cosa. Ci siamo? Ci siamo? Ma la bellezza, Ma vogliamo ma il dire, profumo, ragazzi, il profumo? ma è profumo. Scusi, Ecco qua, guarda. Prendiamo questa Sì? e andiamo a fornire così. A guarnire questa qua, in questo modo. Così. Diciamo che questo dolce non è altro che una brioche. Una buona Guarnita. brioche perché c'ha un sapore che è spettacolare. Metti un altro po', dai. No, ancora la devo mettere. Falla bella ricca. Ricca. Posso assaggiare la crema? Non l'avevi assaggiata? Ti giuro che no. Non so cosa hai visto, ma no. Sì, no. L'hai fatto tu. No. L'hai fatta tu, perché dici? Non sono cose che fai tu queste. Ecco qua. Ottimo. Andiamo a mettere questo sopra così. Ok. Vado a prendere lo zucchero al Vai. velo. Che Che stai è facendo? vero. Ma perché ho la sensazione che quando mi guardi tu pensi che è cretino? Ma no, assolutamente. Dimmi la verità, l'hai pensato? Ho fame, ti prego, dai. Ti prego. Per favore. Però l'hai pensato che è cretino. Cosa che facciamo? La mangi qualche mandorlina, che dici? C'è un buco qui, guarda. Pazzesco, eh? E questa? Non ve l'aspettavate questa? E questa è la torta. Non ve Hai visto che l'aspettavate? bellina? E ora ti faccio vedere una cosa. Il secondo? Passiamo al salato. Dai. Andiamo a prendere la nostra Shepherd Shepherd alla crema gialla. alla crema Signori, non ne potiamo più di questa cosa. Ecco, Mamma mia, vi ricordate? ve la ricordate? Che abbiamo messo le patate? Vi ricordate che abbiamo il messo parmigiano, l'olio? L'olio, però loro non ce lo Che i mettono. nostri amici ma noi sì. anglosassoni non lo mettono? E noi l'abbiamo messo. Ecco, togliamo queste e secondo che me facciamo? Possiamo passiamo assaggiare? all'assaggio. Vediamo. Desi, adesso onoriamo questi piatti. Stavolta dico io, assaggi tu. Assaggio io. Ma perché lo sto dicendo io? Prendi un Io non piatto. voglio Lo prendo io, dai, lo prendo io. Prendi tu? Se l'assaggi non vale, se l'assaggi non vale. Ok, prendiamo questo, 2 cucchiai mi occorrono. Ma certo. Qua. Questa, me la metti questa patata? Questa. Guarda com'è croccante, questa. Questa, bravo. Anche questa che...
Apparteneva a lei. Dai, un altro pezzetto di carne e poi ci siamo, dai. Va bene così, direi, dai, va bene. Poi quello, per favore, metti una cosa sopra, Te lo porti. me lo porto a casa. Ecco qua. Cioè, ragazzi, Devi sentire la morbidità della carne. Devi sentire. che fa io in bocca. Questa carne dovete chiedere al macellaio il cappello del prete. Mi raccomando, cappello del prete. Oppure un altro tipo di cappello, qualsiasi. Sì. L'importante è che il cappello. Mi prendi un po' di pomodoro, Un la copricapo? patata e la carne? Anche? Sì. Mamma. Copricapo. Mi devi prendere la carne, la patata e il sughetto e mi devi dire come ti sembra. Copricapo di sacerdote. Esatto. Com'è? Ragazzi, è buona. Devo dire che il parmigiano. Ci stai, secondo me sì. Posso togliere? Posso togliere? E ora andiamo di Dolce. dolce. Mi serve un coltello. Chiudiamo la giornata così, col dolce, ragazzi. Dolce. Dulcis in fundo. Dai. E allora? E allora? Ci sei? Ok. Taglialo, non ci sono molte mandorle. Ok. Aspetta. Questo non si era tagliato. E lo abbiamo tagliato. Mamma mia, ma questa come si mangia? Con la forchetta? Certo. Cioè, volete mettere, ragazzi? Abbiamo fatto Ah? una versione. Abbiamo? Fatto una versione più siciliana. È riuscito bene, Il ragazzi. croccante com'è? Ottimo. Ottimo, direi. Avevo un dubbio sull'impasto. E invece E invece. è buono. E magari questo pezzettino che esce me lo potrei prendere. Quale? Quel Ma sei pezzettino che pazzo? Ragazzi, dai, non mi pare passare la cattiva. esce. Arrivederci. Vi voglio bene. Ci vediamo. Con tanta dolcezza. Troppo buono, troppo buono. Questo lo sapevo. Alla prossima. Troppo buono. Vi vogliamo bene. A Shepherd Pie spezzatino goloso. 500 g di carne di vitello, cappello del prete, una costa di sedano, 2 carote, un porro, un rametto di aromi, rosmarino, salvia, timo, 400 g di pelati, un cucchiaio di concentrato, 4 patate, un cucchiaio salsa BBQ, tarte tropissien. Per l'impasto: 180 g di farina Manitoba, 100 g di farina 00, 150 ml di latte intero, 60 g di burro morbido, 40 g di zucchero, un uovo medio, 4 g di sale fino, 4 g di lievito di birra secco, 50 g di mandorle tritate. Per la crema: 750 ml di latte intero, 350 ml di panna fresca liquida, 225 g di zucchero, 75 g di farina 00, 20 g di zucchero a velo, 10 g di gelatina in fogli, 9 tuorli, un baccello di vaniglia, sale fino a quanto basta,